I consiglieri regionali avranno perfettamente compreso che i cittadini di Mogliano Veneto, che stasera ringrazio anche loro di essere qui così numerosi, sono convinti che questo tipo di impianto non vada realizzato, ma non solo non vada realizzato perché non lo vogliamo nel territorio, lo vogliamo spostare nel cortile di qualche altro comune, di qualche altro che è vicino a noi, ma perché sono impianti sbagliati. Allora vorrei dire molto rapidamente, sviluppare una serie di ragionamenti, anche perché mi pare di capire che ci sia, appunto, sentiti gli interventi dei vari consiglieri regionali, mi pare che ci sia una contraddizione tra quanto i consiglieri anche unitariamente e trasversalmente approvano e quanto poi la Giunta invece va a realizzare. Mi pare che questo sia uno dei problemi che se non vuole tenerlo presente la Giunta, dovranno tenerlo presente i cittadini, perché noi tra pochi mesi andiamo a votare e quindi se non saranno fatti una serie di atti, e poi dirò anche quali potrebbero essere delle richieste, adesso noi non le abbiamo ancora formalizzate con un documento unitario, ma ci lavoreremo unitariamente, anche perché io sono stato il primo presidente di questa commissione contro l'inceneritore e una cosa sulla quale abbiamo lavorato è che, visto che questo impianto è un impianto che fa male ai cittadini, alla salute dei cittadini, abbiamo costruito un impianto unitario di tutti i cittadini, al di là dei colori politici, dell'impegno politico che ci può essere o meno, un impegno dei cittadini contro questo tipo di impianto, e questo impegno unitario e trasversale, come vedete, è testimoniato anche stasera da questa iniziativa. Ma venendo al problema, allora c'è una contraddizione netta tra quanto dicono i consiglieri regionali anche in maniera trasversale e quello che fa la giunta regionale. Dobbiamo prenderne atto, perché mi risulta che l'assessore Conta, e mi risulta con una certa precisione, vada parlando a proposito del piano regionale dei rifiuti della necessità comunque di collocare tra le province di Belluno, Treviso e Venezia due nuovi impianti. Bene, allora qui la programmazione dove va a finire? Perché io capisco che con la liberalizzazione si possono fare tante cose, ma senza programmazione si fanno soltanto dei disastri, e qui nel Veneto di impianti ce ne sono, e ce ne sono molti. Ripeto, ce ne sono 3 a Fusina, a Marghera, c'è a Casalbue, ce ne sono a Vicenza, ci sono quelli industriali a Pederopa, eccetera eccetera. Allora facciamo una programmazione e andiamo a vedere se quelli che ci sono non sono già sufficienti. Perché dico questo? Perché l'impianto che viene proposto a Ponisiolo prevede ben 2 linee di combustione, non una sola, 2 linee, a differenza del primo progetto. Questo prevede 2 linee di combustione, il che significa che questo lavora 24 su 24, 365 su 365 giorni all'anno. Quindi il problema, allora a questo punto, da capire, la prima domandina che io, se fossi consiglio regionale, comincerei a porre con una certa forza con i cittadini magari dietro, è questo: se i rifiuti prodotti nel Veneto, nelle nostre 3 province, non superano i 50.000 tonnellate, le altre 450.000 da dove vengono? E fino a ieri che la nostra struttura produttiva è una struttura che tirava, adesso poi sono state le delocalizzazioni, sono stati i cali, eccetera eccetera, e fino a ieri dove andavano questi rifiuti? Perché oggi devono essere bruciati, e bruciati proprio qui? Perché vedete, se noi cominciamo a rispondere a queste semplicissime domande, cominciamo a mettere in fila anche una serie di risposte.